Certo. Vedi che sorpresa. Vengo io là. Prego, prego. Io sono una tua compaesana. Lui è lei che sei il nostro sindaco. Ogni tanto ti vedo in televisione. A Leonetta un po' di meno perché io non mi vedo. E perché questo qua non si fa tanto tempo, Anche noi siamo Figlia di Alessia. Stiamo facendo conoscere la Già conosce il cognome, allora funziona. Ciao, tante cose. Noi ci siamo conosciuti 51 metri. Lui è un personaggio. Sì, la ricordo perfettamente. Sì, mi ha fatto una domanda sugli ambulanti. Al mercato, io questo al mercato. Io questo so. A centro, sempre dentro al mercato. Era il mio. Quindi già gli hai spiegato. Beh, no, io ho fatto i complimenti. Avrebbe proseguito con il abbiamo chiesto pure noi. Avremo una situazione perché lei non ha fatto valere Quello che hanno fatto l'ultima chiedo scusa, ha messo in allarme tutti, ha fatto quella cosa, ha mandato quella nota, dove dice che sostituzione dei munitivi, stanno a testate. perché loro devono fare queste cose ormai dei 2 anni e devono far vedere che tutto il tema degli ambulanti continuano con le delocalizzazioni. In questo momento però sai cambiare amministrazione, c'è una crisi e tutto. Quindi sono cose che vanno magari in alcuni casi anche fatte pianificando, che non quel solito la mano. Ci facciamo se non c'è tempo. Questo è quello che comanda tutta la situazione qua, prego. Mimmo! Mimmo! e allora Faccia poco. Ho fatto l'altro nuovo, sapendo che lei diventa il prossimo sindaco di Roma, io mi sono preparato. Bravo, bravo, con piacere. Speriamo che, speriamo che noi, con tutta la nostra comunità, con noi, la nostra Roma che sta fatta io dico che abbiamo che ultimamente siamo stati abbastanza massacrati a livello di conoscimento, però io spero che veramente una persona che ci viene la mano, perché noi siamo la storia di Roma e anche il futuro, anche il futuro. Un po' caduto. bocca al lupo per la tua gamba. Bello. Arrivederci. Arrivederci. Piano piano. Sì, faccio al bar, Io sono presidente perché? Renato. Questo è Fabio. Questo mi dice. Questo è il bar, lo vieni giù in fondo alla prima fila. Sta lavorando. Capito?
Il caffè ce lo prendiamo dopo. Dopo. Grazie. Va bene, grazie. Noi. Questo è il miglior caffè che esiste sulla zona. Allora riprendiamo che entriamo da dietro. Noi questo qui abbiamo la macchinetta dell'acqua, Ah, questa l'acqua sia effervescente. questa dovrebbe essere l'acqua di Luca. Questa è Questa invece è la mangiaplas, abbiamo Guardate se io. Claudio, dove sta? Claudio. Non c'è. Ho presentato il sindaco di Roma qua. Tina, c'è il professor Vighetti. È venuto a trovarci. Esci da qua. È venuto a trovarci. Buongiorno a lei. Ma è difficile, però col consenso di tutti la possiamo fare. La mettiamo tutta, poi quello che viene come in Europa. Dico il partito. Basta che poi si mantenga quello che si fa adesso. Noi facciamo pochi promessi. Cose l'abbiamo già fatte. Non mi diceva, se no io Buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro. Tiriamo qua? Sì, come no. Comandante? Sono Paolo Ragazzi. Va. Va bene. Professor Michetti, lei è Chi lavora, chi lavora. entriamo Grande proprio. Prego. Pronti, eh? Pronti, pronti. Allora, i giovani, Qua. qui. Ecco. Prego. ecco qua. Professor Michetti, è venuto a trovarci, candidato sindaco di Roma. Loro sono acquisti, ma sono molto bravi. Bocca al lupo per tutti. Sono molto bravi, hanno fatto un bellissimo lavoro. Complimenti. Proprio Guarda, è poco tranquillo.